Sono Alessandro Carraro, ho 27 anni, risiedo a Boara Pisani, sono studente universitario, laureato in sociologia e ricerca sociale e all'Università di Trento. Svolgo un dottorato di ricerca sempre a Trento in sociologia e ricerca sociale. Non ho mai avuto incarichi politici o ruoli amministrativi e mi candido nella lista Fare per fermare il declino di Oscar Giannino, premier, e sono settimo in lista. È necessario dare respiro alle diverse realtà del Polesine e dal mio punto di vista è necessario e opportuno introdurre un vero federalismo fiscale che distinga in maniera chiara e precisa i ruoli tra i diversi livelli dell'amministrazione pubblica. In questo modo si doterebbero i comuni di un'autonomia finanziaria che adesso attualmente non hanno e che consentirebbe loro di avere un'autonomia di spesa e di entrata. Questo consentirebbe di migliorare i servizi e ridurre i costi, portando le competenze della provincia nei comuni e nelle regioni. Per l'Italia è necessario crescere, per farlo bisogna eliminare tutti quei pesi che strozzano le famiglie italiane. In primo luogo è necessario abbattere il debito pubblico in maniera chiara, forte e decisa, portarlo sotto il 100 punti percentuali di PIL. In secondo luogo è necessario tagliare la spesa dello Stato in 6 punti percentuali di PIL in 5 anni. È necessario poi togliere e ridurre la pressione fiscale delle famiglie, abolendo l'IRAP, riducendo l'IRPEF. In seguito è necessario rilanciare il lavoro, in particolare di giovani e donne, perché soltanto puntando sull'occupazione femminile e giovanile si può dare respiro ai settori che attualmente sono pressati in Italia. E per finire i cardini fondamentali: merito, coerenza e trasparenza. Questo a fare per fermare. Voglio rimanere coerente con le idee di Fare per fermare il declino e con le proposte elettorali che proponiamo ai cittadini e agli elettori. Voglio rimanere trasparente, presente nel territorio e non voglio prendere in giro nessuno perché sono uno studente e non ho l'ambizione di diventare un politico innamorato della posizione e del ruolo o del potere. E per finire voglio utilizzare le mie competenze, le competenze che proprio il mio paese mi ha dato per risolvere i problemi in Italia.